mamma mia dammi 100 lire che in America voglio andare. Si tornerà su questo spiazzo della chiesetta sulla Piana per celebrare domenica prossima il 31esimo appuntamento in Cansiglio con i trevisani nel mondo. Una festa dell'emigrazione trevigiana e veneta che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Una giornata intensa che inizierà con la mostra itinerante che racconta la nostra immigrazione dalla porta accanto. Le esperienze di chi è partito con le valigie di cartone non a catar fortuna come chi ha preso il piroscafo da Genova per le Americhe, ma il treno per Latina per la sarda Arborea. Coloni, questa è la loro definizione, che hanno ricreato spicchi trevigiani e veneti in altre parti d'Italia. Una mostra allestita nell'area dell'ex San Garnato, oggi Veneto Agricoltura, e che sarà visitabile sin dalla mattinata di domenica, dove dalle 10 ci collegheremo per sentire le voci degli emigranti che puntualmente ogni anno tornano in Cansiglio da tutto il mondo. Alle 10.15 inizierà lo sfilamento dei labari delle sezioni, mentre su un altare allestito appositamente dalle 10.30 il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, celebrerà la Santa Messa. Poi sarà la volta delle autorità presenti, partendo dal presidente dell'associazione Franco Conte. L'immigrazione di ieri guardando l'immigrazione di oggi, con tanti nipoti e pronipoti veneti che dall'America Latina stanno chiedendo la cittadinanza italiana per poter emigrare a loro volta in Italia. Un fenomeno con l'immigrazione soprattutto dall'Africa che non può essere gestito solo dai comuni o dalla regione. Per questo ancora una volta dal Consiglio si alzerà la voce dei nostri immigranti perché la loro esperienza all'estero sia da guida ai nostri politici amministratori per una corretta immigrazione in Italia.